Bentrovati per questa puntata di 7 in punto. Noi chiacchiereremo da remoto con due ospiti che ringrazio subito di essere con noi. Allora, benvenuto a Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto, benvenuto. Buongiorno, grazie. E con Orazio Zenorin, presidente di FICAP Veneto. Allora, sappiamo ovviamente che cos'è la CISL, ci facciamo spiegare da Zenorin o Zenorini? Zenorini, con la I finale. Zenorini, perfetto, così correggiamo subito. Che cos'è FICAP? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. FICAP è un'aggregazione di enti di formazione professionale che esiste dal 1967, è inserita nel più ampio contesto di rappresentanza di Forma Veneto e rappresenta dentro Forma Veneto circa il 50% dell'attività formativa. Aggrega 22 organismi, sono 36 le sedi operative e circa 9.000 allievi sui 20.000. Ecco, questo è, e ci sono un migliaio di operatori dipendenti, più 300 circa che sono dei liberi professionisti che collaborano nell'attività. Questa è in sintesi, estrema sintesi, FICAP Veneto. È un'impresa sociale, è un'impresa di organismi del terzo settore che fanno formazione professionale. Allora, questa mattina noi vogliamo parlare di apprendistato, ovviamente parliamo di lavoro, parliamo di future generazioni, ci sarebbe da parlare per ore, no? Di questi temi così importanti, soprattutto alla luce di tutto quello che è successo, di tutto quello che ancora sta succedendo e che non sappiamo bene poi dove ci porterà. Abbiamo capito che sostanzialmente, mi viene da dire, bisogna essere pronti, no? Bisogna un po' rivedere anche, cioè un po' ritararsi rispetto a quello che è successo, perché in un'epoca di profonda incertezza bisognerebbe dare delle certezze ai più giovani. Sì. Comincio io? Vai. A piacere. Ecco. Ma intanto va sottolineato che l'apprendistato è la forma di lavoro che dovrebbe sempre più diventare quella principale per i giovani per entrare nel mondo del lavoro. Noi abbiamo visto negli ultimi anni, già dopo la crisi del 2008 e ancora di più con la pandemia, la crescita della disoccupazione giovanile. E questo è un tema molto molto preoccupante per quello che ci riguarda, anche in Veneto. La disoccupazione giovanile dal 2010 al 2019 era diminuita circa dell'1% e poi improvvisamente nel 2020 è aumentata del 3,5%. Quindi i giovani sono fra quelli che hanno più pagato il prezzo della pandemia. Ecco, parlare di apprendistato vuol dire parlare del rilancio di uno strumento troppo spesso dimenticato che dovrebbe diventare la via maestra per l'ingresso nel lavoro dei giovani. E questo va fatto soprattutto in collegamento con le diverse forme di apprendistato che nel nostro ordinamento esistono, perché ci sono 3 tipi di apprendistato differenti. Io partirei dall'inizio perché non sono così sicura che tutti sappiano che cos'è l'apprendistato, oppure hanno l'idea di una cosa un po' datata, no? Magari lo confondono con gli stage, sappiamo poi l'abuso che c'è stato anche di questo strumento che insomma spesso era una sorta di sfruttamento poi per i più giovani. Se riusciamo a spiegare anche bene... Sì. Vai, Gianfranco, vai. Io dico solamente che dal punto di vista normativo nel 2015 con uno dei provvedimenti del Jobs Act è stato proprio la riscrittura delle regole sull'apprendistato. Oggi noi in Italia abbiamo 3 tipi di apprendistato che vogliono avvicinare il sistema italiano al famoso sistema duale tedesco. Quindi abbiamo il primo livello di apprendistato che riguarda i giovani che fanno percorsi per la qualifica professionale. Abbiamo l'apprendistato di secondo livello, che è l'apprendistato professionalizzante, che è il classico apprendistato che conosciamo, e poi abbiamo l'apprendistato di terzo livello o di alta formazione, che riguarda, o dovrebbe riguardare, perché è molto poco utilizzato, i ragazzi che fanno gli ITS oppure le università. Quindi abbiamo 3 strumenti che vanno incontro
alle esigenze delle imprese per l'immissione nei posti di lavoro di nuove competenze, di nuova professionalità, facendo un mix fra lavoro e formazione. Abbiamo delle regole, diciamo, che sono stabilizzate da qualche anno e che permettono ai giovani di entrare nel posto di lavoro con la prospettiva di un lavoro stabile. E abbiamo, questa è la grande sfida che riguarda soprattutto Zenorini e chi fa il suo mestiere, di stretto collegamento fra il mondo della scuola e della formazione e il mondo del lavoro. Ecco, mi fermerei qua intanto come prima descrizione. Si vuole anche aggiungere qualcosa, Zenorini? Allora sì, come giustamente dice Gianfranco, è un contratto di lavoro che è finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Questo è in sintesi. È vero che la normativa originaria del dopoguerra, e che peraltro ci poneva già allora o ci avrebbe posto già allora in una situazione anche di vantaggio, perché era particolarmente innovativo, però diciamo oggi noi ci troviamo davanti a due interventi normativi molto recenti, ravvicinati uno all'altro, uno del 2011 e quello del 2015 che citava adesso appunto come collegato al Jobs Act il Gianfranco. Qual è il tema? La linea è sempre quella, è quella di dire è un strumento per qualificare i giovani, quindi che introduce sostanzialmente però delle novità il 2015 rispetto al 2011. Uno è che apre anche la forma professionalizzante ai lavoratori che non sono più giovani e anche ai disoccupati, ai percettori di sostegno al reddito, quindi e anche ai lavoratori in mobilità, nella parte professionalizzante. Ma l'altra che interessa più direttamente me come lavoro, insomma, introduce l'apprendistato duale, che sostanzialmente parte in via sperimentale nel 2016 con un intervento legato sempre come linea di indirizzo al Jobs Act e che oggi è a sistema. Che cosa vuol dire duale? Vuol dire che i ragazzi appunto che vogliono qualificarsi, diplomarsi, certificarsi sulla specializzazione professionale fanno un percorso di minimo 6 mesi che stanno quindi metà tempo in azienda e metà nell'ente di formazione. Il rapporto duale sta tra impresa e ente di formazione che sono chiamati assieme a coprogrammare l'attività, a coprogettarla e anche a covalutarla, quindi l'impresa viene chiamata dentro nel percorso formativo a tutto tondo. Questo comporta anche un maggior coinvolgimento dell'azienda? Non c'è dubbio, perché effettivamente, come dicevo, l'azienda si deve sedere, si siede perché vuole farlo evidentemente, con l'ente di formazione e programma l'attività, quindi vuol dire la progetta, e quindi vuol dire che vanno dentro i contenuti che rimangono normati a livello nazionale e curvati a livello regionale, ma l'interpretazione poi la danno esattamente i soggetti impresa e enti di formazione che si siedono assieme attorno a un tavolo e stabiliscono come programmare, progettare e anche valutare. Quindi l'azienda è chiamata proprio anche a dare un giudizio sui ragazzi che vengono introdotti in azienda con un contratto di apprendistato. E i ragazzi percepiscono una forma di reddito che è il 10% delle attribuzioni tabellari, perché ovviamente sono anche informazione, ma cominciano già a sperimentare proprio cosa vuol dire lavorare. Lavorare però finalizzato a ottenere una qualifica, un diploma o una specializzazione. E come si fa, Refosto, a mettere insieme, soprattutto in questo periodo, no? Magari i timori anche delle famiglie di questi giovanissimi, un po' anche perché cominciamo a risentire pesantemente rispetto alla formazione di questi 2 anni particolari, no? Cioè sia chi fa anche molti, ha molti collegamenti con le aziende, sia chi fa magari una scuola superiore invece di altro tipo, sappiamo insomma che probabilmente bisognerà un po' fare i conti con delle carenze anche sistemiche, no? Non rischiamo poi di rispetto anche alle sfide che ci sono sul mercato, PNRR, tutto quello che non rischiamo un po' di
allargare il gap? Ma diciamo che in Veneto partiamo da un'eccellenza che molto spesso è sconosciuta o poco valorizzata, che è quella della rete dei centri di formazione professionale che abbiamo. Perché molto spesso da tanti ragazzi, da tanti genitori è considerata una scuola di serie B, mentre invece non solo è il sistema che ha costruito storicamente la classe imprenditoriale veneta, che ha portato anche al boom economico, ma sono luoghi di grandissima eccellenza e anche di innovazione tecnologica. E devo dire che anche durante la pandemia i centri di formazione professionale del Veneto non si sono mai fermati. C'è stato un grande impegno, una grande abnegazione da parte sia degli organizzatori delle strutture che degli insegnanti che dei ragazzi, perché pur nelle condizioni che abbiamo visto hanno sempre continuato a lavorare a distanza. Allora, cosa succede adesso? Succede che abbiamo questa eccellenza presente nel territorio. Succede che questa uscita dalla pandemia, che sta vedendo per fortuna una ripresa, speriamo che non sia interrotta questa ripresa, no, da quello che sta succedendo nello scenario geopolitico con l'aumento delle materie prime, il problema dell'energia, eccetera, però c'è una ripresa sostanziale e anche una richiesta di nuove competenze da parte delle imprese, competenze che si fa fatica a trovare. Allora questo è il momento giusto per una forte alleanza fra mondo dell'impresa, mondo del lavoro e mondo della formazione, per superare alcune forme che non vanno verso il buon lavoro, parlo all'abuso che c'è anche dei tirocini, degli stage, e invece è il momento in cui le imprese possono stipulare dei patti con gli enti di formazione, scegliere dei ragazzi che stanno ancora facendo formazione, proponendogli un posto di lavoro fin dal primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola si intende? Il primo giorno di frequentazione del corso di formazione. Quanti anni hanno? Ma hanno 15 anni, 14 anni, no? Quindi è possibile, no, già stipulare i contratti di apprendistato duale. Questo per le famiglie chiaramente è un segnale molto importante, perché vuol dire che i loro figli hanno già l'inserimento in un posto di lavoro con l'impegno anche, perché l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi molto diverso da tante altre forme, e quindi potrebbe essere l'elemento virtuoso che mette insieme i fabbisogni delle imprese, il bisogno di lavoro, di stabilità, la prospettiva, no, dei giovani, e anche la necessità delle famiglie di indirizzare verso corsi di studio che abbiano uno sbocco importante. Ecco, quindi siamo, secondo me, con lo strumento giusto nel momento giusto. Adesso bisogna fare le cose giuste. Anche perché no, siamo un po' da sempre un paese in cui le generazioni più giovani è come se fossero sempre un po' invisibili, no? Si parla poi tanto magari degli over 35, insomma, poi di persone anche più grandi, però è come sempre se fossero anche poco coinvolte queste generazioni. Ce ne siamo accorti magari che hanno qualcosa da dire col movimento ambientalista, però che è stato anche, insomma, non sempre considerato poi, anzi quasi sbeffeggiato a volte, no? Forse è il caso anche di cominciare a lavorare anche a un patto generazionale. Io mi sento di dire che sicuramente è vero quello che dice lei, e c'è un tema quindi di diciamo, scarsa visibilità, se non proprio visibilità del mondo dei giovani. Però mi sento anche di dire che c'è una parte dei giovani che viene ancora più messa in ombra di altri, quindi c'è un ulteriore elemento, perché sono quei giovani che sostanzialmente fanno fatica a stare sul banco, ma vogliono recuperare le mani. Ecco, noi abbiamo un problema in questo paese che non abbiamo ancora superato, anche se lo stiamo affrontando, devo dire, negli ultimi anni in particolare, di cultura del lavoro proprio. Questo cosa si traduce alla fine proprio nel momento in cui guardiamo anche i dati concreti? Intanto che non abbiamo una filiera verticale professionalizzante come hanno altri paesi. Quindi, tanto per essere chiari, noi, la nostra filiera professionalizzante in questo paese è quella che arriva ai famosi ITS, che adesso vengono anche dal PNRR chiamati giustamente il CAO, eccetera, che è così, ma poi non riusciamo ad alimentarla perché ci sono dei buchi tra la qualifica, il diploma che non tutti possono farlo, l'IFTS, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo
alla fine un'azienda su due che dice non trovo le competenze. Questi ragazzi complessivamente a livello nazionale, se guardiamo l'ultimo livello, l'ultimo pezzo della filiera professionalizzante, quella più alta, l'ITS, sono 20.000 circa in Italia, e tanto per fare una differenza con un paese concorrente dove io oggi parto, che è la Germania, se ne hanno 900.000, tanto per capire. Allora, è lì dentro, ecco perché parlo di invisibilità di alcuni ragazzi ancora maggiore rispetto ad altri. Ci sono proprio quelli che vogliono misurarsi immediatamente con le cose da fare. Quando parlo di cultura del lavoro intendo che la scuola media, per esempio, orienta al lavoro perché come se questi ragazzi non fossero in grado di fare niente, ma sono ragazzi che se tu li metti lì, ti montano, ti rismontano un motorino in 3 ore. Io inviterei qualsiasi professore di lettere, di filosofia, di quello che volete voi a farlo. È chiaro, è un'altra forma di virgolette intelligenza o senza virgolette che va valorizzata dentro la filiera. Non sarebbe bello se ci fosse, come dire, un po' e un po'. Cioè, se Vabbè, allora, perché... certo, ma no, io la interrompo, sai perché poi la dualità questo vuole, cioè questi ragazzi capiscono che hanno bisogno di una formazione anche teorica attraverso il fatto che quella formazione lì viene applicata immediatamente nei laboratori o nelle macchine con cui lavorano. Certo. E attenzione che questo aspetto qua produce nel Veneto 120.000 ragazzi che sono i cosiddetti NEET, no? Quelli che con l'acronimo inglese significa, io lo traduco, stanno tra divano e bar, con i famosi 20 euro, dico sempre, della nonna e non fanno niente. Attenzione, un'impresa su due dice non trovo le persone, e 120.000 ragazzi del Veneto sono lì tra divano e bar. E se guardiamo i dati nazionali sono ancora drammatici, perché sono oltre 2 milioni questi ragazzi di giovani, a proposito di invisibilità. Ecco, quindi c'è un tema proprio di impostazione legata proprio alla struttura formativa. Certo, ma dico che anche la manualità, il capire, no, anche sperimentando, farebbe bene anche a chi fa magari, non so, un liceo classico, un liceo scientifico. I miei figli sono in seconda media, però certe volte mi dicono, cioè, quando è tutto così, no, sulla carta, faresti molto prima a capire, non so, la scienza o la fisica, andando, ma è chiaro che non possono andare in laboratorio in questo momento, ma vedendo che cosa succede, cioè proprio tastando le cose, provandole, no? È vero, è verissimo, perché tenga conto per esempio che alcuni nostri centri, nel momento in cui fanno l'attività, diciamo, di orientamento, la fanno proprio chiamando i ragazzini e le ragazzine, insomma, della scuola media e facendogli provare, sostanzialmente toccare con mano quello che nella scuola media imparano sui libri. Le faccio un esempio, se là imparano la legge di Ohm ed è tutta una roba scritta, quando arrivano nella fase orientativa in una mattinata gli fanno vedere concretamente come si applica quella legge e che cosa comporta da un punto di vista proprio visibile, concreto nella realtà quotidiana e soprattutto professionale. Ecco. Quindi c'è per questo aspetto, vale per uno e per l'altro. Ragazzi che fanno fatica a stare su un banco e se però gli fai capire che bisogna starci per proprio lavorare meglio, ci stanno molto più volentieri, e viceversa, ragazzi che sono sicuramente portati a diciamo, forme diciamo, di applicazione molto più teorica, che però devono cogliere anche che cosa vuol dire praticamente quella teoria. Sì, anche perché sennò sulla pratica scivolano. Esattamente. E questa è la cultura del lavoro, attenzione, perché poi quando noi andiamo in paesi dove è più consolidata troviamo tutte e due le forme. Per esempio, io purtroppo conosco la Germania bene per questioni familiari, è verissimo che anche nel liceo ci sono delle forme proprio tecniche ed anche espressive in generale molto rilevanti che addirittura vengono portate agli esami di maturità. Ma se posso aggiungere un argomento su questa, per corroborare un po' questa idea, la spinta che c'era stata nel 2017-2018 sull'alternanza scuola-lavoro, che in Veneto aveva prodotto un accordo regionale con tutte le parti sociali, un accordo fatto fra CGIL, CISL, UIL e le associazioni artigiane per aprire anche le porte delle piccole imprese ai giovani,
aveva creato veramente un grandissimo momento di incontro per tutti i ragazzi, anche quelli del liceo, con un posto di lavoro, con una realtà lavorativa che potrebbe generare veramente un rilancio della cultura del lavoro, no? E quindi per quello noi abbiamo valutato negativamente come CISL la scelta poi del primo governo Conte di depotenziare l'alternanza scuola-lavoro. Ci è anche cambiato nome, si chiama PCTO adesso, si è tolto proprio il termine lavoro da questo concetto dell'alternanza, e questo per noi ha un significato che non va certo nella direzione, come diceva lei, no, di mettere insieme la teoria con la pratica. Aggiungo un altro tema che spinge ancora di più verso l'apprendistato e che riguarda il fatto che oggi tanti giovani, dopo il diploma o dopo l'università, dal Veneto scelgono di andare via. E questo è un fenomeno che non si è fermato neanche durante la pandemia, perché in Italia 2020, l'anno della pandemia, sono stati gli italiani emigrati più di 100.000. Quindi siamo molto preoccupati dell'immigrazione, che ormai non c'è più, o riguarda pochi disperati che cercano di mettersi in salvo, e non stiamo attenti a un fenomeno che è quello che un giovane formato, competente, volonteroso, se non trova un'offerta di lavoro che lo valorizza e che gli dà una prospettiva, fa presto. Si fa presto oggi con un paio d'ore d'aereo ad andare a lavorare in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, in altri paesi europei, e purtroppo abbiamo un flusso di persone, di ragazzi giovani che vanno via, ma non abbiamo un flusso di ragazzi da altri paesi che vengono qui. Questo è un problema sul quale bisogna interrogarci. Perché l'apprendistato? Perché dare anche a un laureando l'opzione di un apprendistato di alta formazione di terzo livello vuol dire dargli una prospettiva professionale stabile e concreta nel territorio. Ecco, per questo le imprese dovrebbero investire su questi strumenti. Tra l'altro mi viene anche da dire, non so se dico una cavolata, che se inizia, no, da subito un rapporto stretto tra impresa e scuola, anche la sicurezza probabilmente ci guadagna, no? Perché è chiaro che le imprese che si mettono in gioco sono sicuramente quelle serie, sono quelle che, voglio dire, sicuramente puntano anche all'estrema sicurezza per i lavoratori, e in questo momento probabilmente non sono tutte a quel livello, o no? Ma certo, oggi le imprese serie che hanno una prospettiva di stabilità, di crescita, di sviluppo, hanno il problema non di avere un lavoro flessibile e precario, ma di avere degli strumenti di fidelizzazione delle persone che portano delle competenze, soprattutto per i giovani. Oggi il problema, se parliamo con l'imprenditore veneto serio, è quello di dire: ho paura che le persone competenti che magari le ho formate mi scappino via. Quindi questo vuol dire dare condizioni di lavoro interessanti, garantire la salute e la sicurezza dentro il posto di lavoro e costruire soprattutto un legame stretto fra il lavoratore e l'azienda. Questo sta cambiando tutto in questo post. Purtroppo non siamo nel post pandemia, ma diciamo in questa fase sta cambiando tutto, anche tanti paradigmi che hanno portato a una flessibilizzazione del mercato del lavoro negli anni scorsi. Anche perché le vittime, no, sul lavoro recentemente sono davvero giovani, giovanissimi. Purtroppo in alcuni settori, penso all'edilizia per esempio, o ad altri settori più a rischio, ha avuto, dopo tanti anni di crisi, dal 2008 a 2019 l'edilizia ha avuto proprio un crollo verticale sia del numero di imprese che del numero di lavoratori. Dopo la fase acuta della pandemia c'è stata una ripresa consistente dell'edilizia, sia perché sono ripartite alcune opere pubbliche, sia per gli incentivi del 110% e altre misure governative, sia per la scelta di molte persone che dopo che sono state chiuse in casa per un paio di mesi l'anno scorso hanno deciso di migliorarla, la loro condizione, diciamo, abitativa. Però questo ha portato a tante assunzioni. Però se le assunzioni non sono collegate con dei momenti formativi importanti per quello che riguarda la sicurezza,
queste nuove opportunità di lavoro rischiano di far crescere i rischi di infortuni ed è quello che purtroppo abbiamo tragicamente constatato in questo anno. Leggevo addirittura che sono anche nate un sacco di nuove imprese, probabilmente solo con quella finalità e non si capisce poi con che invece competenze. Ma guardi, c'è un fenomeno molto pericoloso in edilizia, dove l'impresa, diciamo, che ha l'appalto per una costruzione, anziché assumere le persone e quindi dargli anche tutte le garanzie occupazionali e assicurative, gli propone di aprirsi la partita IVA per fare un certo tipo di lavoro. E quindi molte persone che non sono consapevoli anche degli svantaggi di questo tipo di operazione figurano come imprenditori edili, mentre in realtà sono solamente dei dipendenti che fanno certi tipi delle lavorazioni e però lo fanno in un contesto in cui si devono anche assumere il rischio, non solo il rischio d'impresa, ma anche il rischio legato al rispetto delle norme sulla sicurezza. Ecco, questo è un fenomeno che va contrastato fortemente perché rischia di segnare anche questa nuova fase di ripresa in maniera negativa. Noi vogliamo che questa ripresa porti a un lavoro migliore, non peggiore di quello di prima. Volevo chiedere a Zenorini, a proposito di orientamento, no? C'è stato Job Orienta, questa 30ª edizione molto, molto affollata tra l'altro, abbiamo visto anche tra l'altro delle code eccetera. Volevo capire insomma che giovani avete visto lì e come si fa poi, cioè quanto poi la digitalizzazione è importante in questa fase e come si sta organizzando, chi fa appunto il lavoro che fate voi? Beh, allora, intanto diciamo che lì a Job Oriente è emerso un dato di sintesi che è stato sicuramente un'affluenza che ha concentrato l'attenzione soprattutto nella parte di orientamento universitario. Cioè lì c'è stato un forte afflusso di interesse, meno dei ragazzi, diciamo, che dalla media tendenzialmente o dei primi anni delle superiori, che poi alla fine hanno fatto il loro percorso, che ormai se c'era qualche problema dovevano cambiare indirizzo, ma non è lì che si è focalizzato. Si è focalizzato molto di più su quella che potrebbe essere considerata un alto percorso formativo, cioè dal diploma alle... Lì c'è stata una forte affluenza in interesse vero, cioè codificato proprio come interesse vero. Questo come dato macro. Quello che, proprio anche per collegarlo al tema, la questione di fondo legata all'apprendistato l'ha toccata forse lei all'inizio, quando diceva sembra uno strumento vecchio, eccetera. No, sembra anche uno strumento. I genitori fanno fatica a pensare che il loro figlio vada giovane o giovanissimo a fare l'apprendista, perché è quasi un modo svilente, o viene visto in questo modo, cioè non viene collegato, qua c'è un tema di orientamento, di informazione, che è uno strumento finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Questo è il punto da far passare sostanzialmente, perché altrimenti il genitore tende a vederlo con quell'area, diciamo, mio figlio lo mando subito a lavorare. No? Quindi c'è un tema di informazione e di orientamento. È da dire che poi l'altro elemento che sottolineo è che chiaramente va sviluppato questa forma contrattuale. Io parlo soprattutto del primo livello, abbiamo ragionato anche lì al gioco con Gianfranco dentro il seminario della CISL. C'è una crescita esigua di questo, rappresenta il 4% dei contratti di apprendistato complessivi, quello di primo livello, che è quello effettivamente... 30 secondi? Ve lo dico perché... E niente, la questione importante è quindi spendere bene i soldi a proposito di PNRR, che verranno i 600 milioni per rafforzare il duale, perché dobbiamo aumentare di 180.000 per avere i ragazzi che fanno il sistema duale, che fanno apprendistato di primo livello. Bene, allora siamo in chiusura perché poi il tempo insomma deve essere quello. Grazie, perché insomma abbiamo parlato di temi importanti. Grazie a Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto, e a Orazio Zenorini, presidente di FICAP Veneto. Buon lavoro e buon Natale. Grazie a voi e buon Natale a tutti. Arrivederci. Buon lavoro e buon Natale anche a lei, grazie. Arrivederci.